Secondo segmento con espressioni popolari, questo appuntamento all'interno del weekend che abbiamo intitolato in onore a Santa Lucia, ma avevo preannunciato che in studio sarebbero arrivati due artisti poliedrici, potrei dire anche eclettici. Infatti quest'oggi ho il piacere di avere con noi in studio esattamente un grande maestro, musicista, compositore, cultore della tradizione del folk popolare, esattamente lui, il maestro Alfio Leocada. Benvenuto. Grazie, buonasera. Buonasera, grazie per avermi invitato, Dario, e grazie veramente. Grazie a te per con voi. Aver accolto l'invito. Per noi è un onore averti qui all'interno dei nostri studi di Prima TV, all'interno del format Espressioni Popolari. Quale espressione migliore? Quella del nostro Alfio, che negli anni ha portato proprio la sicilianità nel mondo. Grazie, è cosa reciproca, il piacere è anche mio. Sì, diciamo che è stato un po', lo è tuttora, la mia missione, quello di divulgare le tradizioni popolari siciliane un po' in tutto il mondo. Devo dire che nel passato e anche attualmente mi riesce discretamente bene, dai. Non mi posso lamentare, perché la musica mi ha dato, e grazie anche alla Sicilia, mi hanno dato grandi soddisfazioni. Carriera strepitosa la tua, poi l'andremo ad illustrare velocemente, ma intanto diamo il benvenuto a un'altra grande artista. Tra l'altro lei si cimenta tra guida turistica e soprano, quindi possiamo dire completa sotto tanti punti di vista, ma soprattutto un artista che riempie la scena in diverse occasioni. Ho infatti il piacere di avere in studio la dottoressa Francesca Laganà, esattamente soprano e presidentessa dell'associazione Etnamente. Benvenuta. Grazie di avermi invitato, è stato un piacere per me accogliere il vostro invito. Sì, l'Etnamente, infatti dall'Etna parte tutto, l'Etna e la musica, dico sempre, mi hanno salvata, per cui quale migliore occasione di questa per poter parlare di questo splendido tesoro che abbiamo, dal quale nascono tante cose belle come la musica, che è veramente qualcosa che riscalda il cuore e che ci spinge, la scintilla che ci spinge ad andare avanti. Diversi concerti alle tue spalle, ma soprattutto valorizzazione del territorio, soprattutto l'Etna. Soprattutto l'Etna, che è conosciuta malissimo proprio da noi. Gli stranieri giungono qui in Sicilia già sapendo cosa vogliono vedere. Ci sono tanti amici miei catanesi che mi chiedono: ma perché ci sono grotte sull'Etna? Cioè non abbiamo la benché minima idea. Anche gli insegnanti, quando si fanno le gite con le scuole vari post delle scuole, ti chiedono: ma perché stiamo iniziando da Citrezza per parlare dell'Etna? E perché l'Etna è qua che è nata, ma ecco, non abbiamo proprio nessuna contezza dell'immenso patrimonio che l'Etna rappresenta per noi. Ed è ovviamente una mia mission quella non solo di far conoscere gli aspetti meno conosciuti, ecco, dell'Etna, più nascosti dell'Etna, ma anche la tutela del territorio come guida ambientale. Infatti il nostro precipuo compito è proprio quello di cercare di tutelare il più possibile il nostro territorio, e ahimè l'Etna è uno dei territori più vandalizzati che abbiamo qui in Sicilia. Questo purtroppo è molto triste come realtà, però purtroppo sappiamo bene che dobbiamo rieducare soprattutto le nuove generazioni, perché questo è un percorso che sicuramente può dare valore al nostro territorio, può dare anche risorsa professionale. Sono davvero tanti coloro che si cimentano nel voler raccontare la Sicilia. C'è tanto da raccontare, ma lo dobbiamo fare sempre in modo professionale, così come del resto lo ha fatto con la sua musica, lo ha fatto con il suo friscaletto, perché il fischietto siciliano è, diciamo, ragazzi, è un friscaletto, non esiste terminologia diversa, Alfio? No, diciamo che un po' nelle varie province un po' cambia, però diciamo che il nocciolo è sempre quello, ecco, il friscaletto è siciliano, è uno strumento che la patria del friscaletto è un po' Catania, perché i più grandi, così dicono, i più grandi friscalettari sono stati a Catania, mentre Messina è la mamma della zampogna. Ma perché proprio c'è questa territorialità di questi strumenti? Alfio, però se me la chiami Zampogna io nemmeno la riconosco. Zampogna è un po' italianizzata, anche per dare questo messaggio un po' ai giovani, no? Certo, sfondi una porta aperta con me, perché devi dire che è una ceramedda. Apparo, perché le due canne mastre sono di uguale lunghezza. Da lì nasce il nome Zampogna Apparo, quindi la nostra zampogna siciliana è la Zampogna Apparo. Poi ce ne sono tante altre che sono anche un po' dislocate nelle varie parti d'Italia, ma la nostra è la Zampogna Apparo, Aciaramedda Apparo. Oggi hai portato chitarra, marranzano, friscaletto, ma
Acerra Media l'hai lasciata a casa. Acerra Media, siccome ora avrà da lavorare, e quindi però ti ho fatto quella promessa che non voglio dire niente. Quindi ti avremo nelle prossime settimane in occasione magari di una bellissima novena. Se mi volete qui, sì. Sarà un immenso piacere. Ovviamente però ad una condizione. Che voglio rivedere Francesca, perché ho avuto modo di conoscerla oggi e quindi è una bellissima persona, oltre ad essere una professionista. Quindi, anzi, potremmo organizzare un qualcosa sull'Etna di nostro, senza nulla di programmato, voce, l'esperienza la grandezza di Francesca, strumenti popolari. Tanto problemi di assembramento non ce ne sono, non è che ci possono privare mascherine. Dico, l'Etna non tu è ci racconti, lui ci suona. Dico, potremmo organizzare veramente un appuntamento per noi siciliani, perché siamo noi a non conoscere, come diceva giustamente Francesca, le nostre cose, loro che abbiamo sotto i piedi, purtroppo. Proprio così. Purtroppo è una triste realtà, l'abbiamo detto poc'anzi. Ma adesso è il momento invece di conoscere esattamente la carriera esplosiva di Alfio Leocata, perché molte volte si pensa che la nostra sicilianità sia snobbata all'estero, invece no, siamo forse noi un po' a snobbare tutto questo e a conoscere poco i nostri artisti meno messi in evidenza sotto i riflettori che invece si sono accesi nella sua carriera, soprattutto solcando anche scenari cinematografici molto importanti. Ma non aggiungo altro, guardiamo il servizio di Alfio Leocata. Giuri di canna, la vita di la donna è troppo bella, che si misura con una mezza canna, che si misura con una mezza canna. Giuri di canna, la vita di la donna è troppo bella, che si misura con una mezza canna, che si misura con una mezza canna. Giutte giù panitteri s'ava fatto fidanzato con una figlia di chianchieri che girava lo sociato morigiavo una muccioni che lo padre non voleva, Rita sempre allo barcone affacciata si vireva. Non basterebbe una puntata per raccontare la tua storia artistica e soprattutto le esperienze, proprio ultimo scatto fotografico, quello con Tom Cruise e Nicole Kidman. Stiamo parlando di quale anno, Alfio? Ecco, questa è una brutta domanda che mi hai fatto. 96, agosto, con Tom Cruise agosto del 96, mentre successivamente, sempre nel 96, mi capitò di andare ad esibirmi per il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, dentro l'Hilton di Washington DC.
Noi abbiamo voluto spulciare nel tuo archivio con queste immagini che la regia ha voluto insertare, proprio con anche un'identità personale, perché tu sei anche cultore di una tradizione bellissima, il bastone siciliano, dentro la quale poi dedicheremo una puntata, quindi questa è una cosa importante. Però in questo caso abbiamo visto solcare scenari con Michele Placido, tra l'altro un brano dedicato proprio a Maria Grazia Cucinotta. Sì, quella in occasione del premio Trinacria sono stato contattato per fare una serenata alla nostra, fra l'altro è siciliana, Maria Grazia Cucinotta, e quindi accompagnato magistralmente dal maestro Gino Finocchiaro alla fisarmonica e da Pippo Grillo alla chitarra, quindi diciamo che insomma una serata di tutto rispetto, ecco, quindi in una cornice veramente, veramente unica. Poi si arriva sul set con il grande Franco Zeffirelli, Storia di una capinera. Quello è stato un anno particolarmente intenso per via di alcune problematiche legate un po' alla mia salute, poco prima di girare sul set, ma che poi con grande maestria del maestro Franco Zeffirelli andò tutto bene con tutta l'equipe. Devo dire che sono stato accolto, ero un ragazzino, però sono stato accolto veramente da adulto. Perché in buona sostanza lui fece un provino, Zeffirelli lo ammirò, poi purtroppo per questioni di salute non si presentò a quelli che erano gli appuntamenti successivi. Sì. Giunsero Quindi, altri artisti, diciamo che a voler sostituire. Sì, si presentarono perché già la voce correva che insomma avrei partecipato sul set, e altri artisti si erano un po' messi avanti così per sostituirmi, perché comunque io non potevo presenziare. In realtà il maestro mi mandò gli auguri, mi mandò a salutare dicendomi di guarire e che mi avrebbero aspettato. Onestamente non ci credevo granché, devo essere sincero, Dario. In realtà quando andai sul set a Via Grande, presso Villa Romeo, là dove si vedono quelle scene, io parcheggiai la macchina per andare, mi diressi verso gli spogliatoi, e siccome nel cortile, diciamo nella parte per raggiungere gli spogliatoi, c'era il set montato e stavano girando, per forza maggiore ho dovuto aspettare e mi sono messo ad assistere, perché tra l'altro era la mia prima esperienza cinematografica. Mi misi là davanti, il maestro girandosi mi vide, interruppe le riprese, fece il giro, mi diede una pacca affettuosa, dico sempre poi non troppo affettuosa, dicendomi queste testuali parole: cosa fitusa. Il maestro Franco Zeffirelli mi ha detto: cosa fitusa, finalmente sei arrivato, dice, vatte a cambiare che fra 10 minuti, un quarto d'ora iniziamo le riprese. Erano le 4 del pomeriggio, cominciamo a girare i ruinotti. Può immaginare, no? Mi scuravo già, però dico, felice di aver fatto questa prima esperienza, e poi successivamente anche sul set della Lupa con Michele Placido, Raul Bova, Monica Guerritore, il regista era il grande Gabriele Lavia, dove c'erano attori siciliani di tutto rispetto. Diciamo che grazie a uno strumento piccolo ho avuto la possibilità di vivere grandi veramente esperienze. Tutto parte dal friscaletto. Sì, perché come diceva Francesca, tutto quello che va oltre lo stretto e addirittura va al di fuori del territorio nazionale diventa, in Calabria dicono, roba seria, merce pregiata. Quindi... Tra l'altro sentirti proprio come una vera e propria colonna sonora all'interno di Storia di una capinera è un qualcosa che riempie il cuore d'orgoglio, perché avere un siciliano che va così a musicare tutto in presa live, stiamo parlando anche di anni dove la cinematografia non aveva gli effetti e le strumentazioni di adesso, quindi tutto veniva fatto davvero in versione live. Poi tra l'altro sul carretto siciliano, insieme al canterino che dedicava la canzone agli innamorati, eri proprio tu al suo fianco. Sì, assolutamente sì. Quel brano, Rita e Matteo, addirittura il maestro lo cercava, non c'erano ancora i CD, c'erano ancora le cassette, ancora i CD erano un po'... Ma te lo ricordi questo ritornello? Certo. Te lo ricordi? Certo. Rita e Matteo, però ti volevo dire, Franco Zeffirelli cercava il brano e la cassetta gliela procurò mio padre. Classica cassetta, certo. Che poi trasferì a questo cantante, dove venne cantata dalle nostre parti non si chiama cassetta, si dice così, non la riconosce nessuno, era un ascio. Un ascio, sì. Un ascio, perché all'interno c'era un ascio, però oggi, certo, sì, hai ragione. Si dice così, no? Che aveva anche il ritornello, te lo ricordi? Me lo strimpelli un attimo, vediamo. Anche perché lui lo dedicava in modo innamorato. Cittadino Pannitteri stava fatto fidanzato, una figlia di cancheri che girava all'usociato,
Morigiavano a muccioni, calupaci non voleva, rita sempre allo balconi, affacciata si vireva e così via. Che meraviglia, che meraviglia. Qui scoppierebbe l'applauso, Francesca. Ci vuole l'applauso, Sì, sì. È bello tra l'altro poi ritrovarsi in uno scenario importante, proprio alle prese con un grande regista, il grande maestro Franco Zeffirelli. Sì. Valorizzazione del territorio, tu ce l'hai a cuore, l'abbiamo detto prima, fai scoprire l'Etna delle belle tradizioni, e c'è anche un aneddoto importante perché la granita dove nasce? La granita nasce esattamente sull'Etna. Ci sono delle grotte di scorrimento lavico. Allora, considerate che nella fine dell'anno del 1600 in Sicilia iniziò la cosiddetta impresa del freddo, impresa non l'impresa, proprio l'attività del freddo. I nevieri si inventarono questa attività, pensate, l'estro dell'imprenditoria siciliana, non i soliti fannulloni come qualcuno vuol far intendere. Crearono queste neviere all'interno delle grotte di scorrimento lavico. Il basalto, che è ovviamente la lava prodotta da tutti i vulcani della Terra, è un coibente, cioè un isolante termico per eccellenza, naturale. Per cui all'interno di questi tubi di scorrimento lavico le temperature rimangono sempre costanti. E quindi si inventarono di raccogliere la neve all'interno delle grotte di scorrimento lavico. Con il peso, durante tutto l'inverno la neve diventava ghiaccio, e in estate in primavera ritornavano i cosiddetti bordonari, con questi carretti andavano di notte per evitare che ovviamente il sole facesse sciogliere tutto il ghiaccio, tagliavano questi blocchi di ghiaccio e li imbarcavano fino al porto di riposto, il cosiddetto porto dell'Etna. E ci sono alcune grotte, una di queste addirittura poi nel 1767 venne o acquistata o affittata, non si sa bene, dai Cavalieri di Malta. Questa grotta tra l'altro era falsamente nominata la grotta dei ladroni sull'Etna. Poi qualcuno un giorno scoprì un quadro all'Ermitage di San Pietroburgo di questo miniaturista francese Jean-Pierre Rouelle, che si chiamava la Grotte à la Neige. Dice: ma sta grotta mi sembra di conoscerla. In effetti, andando a leggere poi i libri di Jean-Pierre Rouelle, il magnifico viaggio tra Sicilia e Malta che lui scrisse, era uno dei giovani che andava in giro per il mondo dopo gli studi per il Grand Tour, il famoso Grand Tour, per acquisire esperienza, dove narra esattamente cosa accadeva in questa grotta. I Cavalieri di Malta praticamente la acquistarono e la modernizzarono, praticando 3 fori che collegano la grotta con l'esterno, quindi sono questi 3 pozzi, e facendo degli ingressi con dei gradini. Appiattirono tutto il terreno in basso e anche all'esterno della grotta, perché la neve doveva essere pulita, altrimenti si vendeva male. E quindi mettevano le foglie di felci per mantenere la neve pulita, chiudevano poi tutte queste fori di uscita, e ci doveva essere però quella corrente d'aria che faceva sì che durante il giorno si squagliasse un po' la neve e durante la notte, in inverno, con il gelarsi delle temperature, diventasse ghiaccio. Poi in primavera ritornavano con appunto i bordonari, con questi carri, andavano a tagliare i blocchi di ghiaccio. Tra l'altro Jean-Pierre Rouelle descrive questi blocchi di ghiaccio talmente puliti che sembravano cristalli, e li portavano a Catania per venderli, o addirittura riuscivano ad imbarcarli sulle navi per Malta, e ricoprivano questi blocchi di ghiaccio di nuovo con l'aiuta o le foglie di felci per tenerlo pulito, e sopra mettevano la cenere vulcanica per cercare di mantenerli il più a fresco possibile. Attenzione, perché tra qualche settimana ti interroghiamo, Alfio. E a Catania la stiamo ascoltando con una lezione è meraviglioso. E a Catania, non ma pensate, a Catania in piazza Università c'era il cosiddetto ciospo di l'acqua annivata, nominato da Martoglio nella Centona, dove c'era questa procace ragazza Tanuzza l'acquaiola che portava questa quartara con l'acqua annivata e la vendeva vicino alla pescheria. E quindi pensate, la prima granita è stata creata proprio con la neve dell'Etna unita allo zucchero e al succo di limone. Ma Francesca Laganà non è brava solo a farci percepire con i suoi racconti le emozioni che si nascondono proprio all'interno del territorio e soprattutto sotto il territorio etneo, ma in questo caso lo ha fatto guidando un gruppo di non vedenti, e noi con questo servizio vogliamo raccontare cosa fa esattamente Etnamente.
Ci dimentichiamo a volte che le meraviglie sono sotto i nostri occhi e che qualcuno purtroppo non ne può godere, ma può soltanto percepire le sensazioni, Franci. E considera che è stata una delle escursioni che mi hanno più appagata, più gratificata, ma anche molto forti, perché non mi aspettavo che queste persone camminassero così speditamente su un terreno lavico, tra l'altro un percorso tra i più accidentati. Poi sai, già noi inciampiamo perché siamo distratti. La cosa incredibile è stata che sta ragazza, erano una coppia in viaggio di nozze, non vedenti assoluti. Lei si è presa sotto braccio, mi ha preso il braccio e mi ha detto, e camminava spedito. Io dicevo, Lisa, non correre, perché ovviamente avevo il timore che inciampasse, perché è chiaro che è un sentiero molto accidentato. Lei mi ha detto, io appena mi sono messa sotto braccio a te mi sono sentita sicura, tu mi hai dato gli occhi. E la cosa incredibile è che questi ragazzi vedono con altri organi che non sono gli occhi, sì, ed è proprio, e vedono forse più di noi che siamo abituati a guardare, ecco perché gli inglesi fanno sempre la differenza col to look e to see, cioè tu vedi perché hai il dono della vista ma non guardi. Loro ascoltano il rumore del vento, avete visto nelle immagini, annusavano, tastavano, ed è una cosa incredibile, perché con loro devi usare, per esempio, devi dire guarda, perché loro dicono noi guardiamo con guardare organi dall'interno, diversi. guardare dall'interno. E loro guardano davvero, perché sono rimasti affascinati, emozionatissimi. E ripeto, questa è stata per me tra le forse la più gratificante escursione, anche per le parole che poi mi hanno detto, mi hanno scritto, veramente delle persone speciali, esperienze uniche anche in questo caso, che poi fanno parte di un curriculum. Il curriculum di qualunque professionista viene sicuramente arricchito proprio da queste esperienze forti. Alfio, esperienze che ti hanno accompagnato anche inevitabilmente solcando palcoscenici importanti, ma in questo caso c'è in previsione un Natale diverso, così come quello vissuto nel 2020. Lo accompagneremo, l'abbiamo detto prima, con tante novene, col suono della ciaramedia, perché noi l'amiamo così citare, la nostra cornamusa per noi è la ciaramedia, che il nostro Alfio con grande impegno porterà qui all'interno del nostro format. Ma vogliamo dare un accenno, del resto siamo alle porte del Natale, vogliamo far ascoltare qualcosa a chi ci segue da casa? Sì, volentieri. Nel nostro spettacolo che faremo, fra l'altro c'è una data anche importante a Catania, il 23 di dicembre, 16:30. Evento patrocinato dall'Università di Catania, dall'Università degli Studi di Catania, dal Castello Ursino e anche dal Comune di Catania, perché finalmente hanno riconosciuto il valore di questo spettacolo che noi portiamo in giro, che sono i Nanareddi. I Nanareddi non erano altro che artisti da strada che nel periodo di Natale imbracciavano strumenti per guadagnarsi un pezzo di pane. Per andarsi a guadagnare un pezzo di pane sul vero senso della parola, perché non venivano pagati, andavano solo per mangiare e portavano dentro le case davanti la cosiddetta cona, che sono le edicole votive, ecco, chiamate in italiano così. Questi canti dedicati a Gesù Bambino. Difatti Nanareddi o Ninnareddi o Nannareddi non sta per nano, perché molti dicono ma erano piccoli. Sì, un po' nella natura del siciliano è vero che il siciliano è un po' piccolo, era un po' piccolino. Invece Nannareddi o Ninnareddi o Nannareddi non è altro che Ninna Nanna, il significato è Ninna Nanna Gesù Bambino, perché questi canti raccontavano i 9 giorni della novena, appunto 9, dove descrivevano le sofferenze di Gesù, Giuseppe e Maria, ovviamente, e la nascita di Gesù Bambino. E c'è una Ninna Nanna bellissima che noi facciamo all'interno che ha tutto un filologico, ovviamente. Dico, inevitabile, la vogliamo ascoltare, Francesca? Sì, vogliamo ascoltare? Anche una breve strofa, dico, accenno, giusto sì, un accenno, giusto un accenno. Dormi splendido bambino di Maria anto sopetto, non c'è cullanta sto mondo che è degna più di tia, e non meno a disubarivi le ragani e ne tempesti, l'innocenza to celesti, tutto camma torna a tia. Dormi, dormi, Nicareddu, dormi, dormi, non chianciri più. Dormi, dormi,
Nicaretto, dormi, dormi, non chiancere più. Non chiancere più. Non chiancere più. Che meraviglia, sono queste le nostre tradizioni popolari, Francesca, è questa l'emozione dei nostri nonni, la semplicità di un Natale però ricco di emozioni, ricco di sentimento, un sentimento rivolto in questo caso a Gesù Bambino e non solo, alla famiglia. Sì, alla famiglia che un po', insomma, ha subito, un po' come tutti noi, questo clima di pandemico che ci ha un po' messo di fronte a una realtà per noi totalmente nuova. Per noi è stato come se fosse la nuova guerra, una nuova guerra, si è vissuta veramente una guerra incredibile, non avevamo mai vissuto niente del genere, e ovviamente la figura di Gesù Bambino rappresenta un po' la Sacra Famiglia, quello che è stato, voglio dire, il fulcro che ha tenuto vivi i sentimenti in questo clima così drammatico come è stato quello della pandemia, per cui riprendere con questo spettacolo, comunque queste attività per noi, per persone che insomma facciamo anche un po' di musica, è veramente una grande gioia, perché significa la rinascita, anche se sarà una non saremo più mai quelli di prima, però comunque un inizio di nuovo della ripresa della vita, quindi l'esaltazione, comunque la festeggiare il Natale nel modo è proprio il modo, secondo me, migliore che dà spunto, proprio dà vita a questa rinascita. Perché tra l'altro la vita è comunque un gioco. Assolutamente. Questo se non fosse così, se non fosse presa così, altrimenti. E tu questo lo hai interpretato diverse volte, tra l'altro con un brano tipico siciliano, proprio che porta il titolo di Ioco. Si chiama Ioco, è un brano scritto da Carmen Failla, dal maestro Carmen Failla, che noi portiamo in giro col nostro spettacolo, ed è una classica filastrocca, insomma, i giochini dei ragazzi per la strada, per le strade della Civita, e che è all'interno di questo spettacolo che noi abbiamo realizzato, e che così per caso ci ritroviamo così su due piedi a farlo. Proviamo? Sì. Davvero? Proviamo? Davvero? No, sì. Dico... Sentite? Anticipatamente, sì. Chiedo scusa a Francesca se sarò all'altezza. No. Non c'è niente da scusarsi, perché qua insomma si inizia a cappello con chi segue la solo. casa può accettare questa unplugged, quindi questa versione davvero così estemporanea. Non abbiamo nemmeno gli strumenti. Non avendo un tamburello, siccome trattasi di legno, giustamente Dario dice: ma come facciamo? Francesca dice: ma non hai portato un tamburello? Effettivamente ho recuperato questa. Non è altro che un foglio di compensato, il legno, la natura, ecco, per ritornare come a quello si suol dire, poi non fa campa scontento. Siccome noi possiamo, facciamo. Proviamo, vediamo, suonerò questa tavola, vediamo sempre che vediamo, intoniamo. Olè, 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 ha venuto lo vice re. Olè, 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 ha portato una cosa nuova. Casca cavallo e pisci con l'ova, e pisci con l'ova. Olè, olè, pisa, pisedda, colura di cannedda. Cannedda era fina di Santa Marina. Marina mulinara, già c'era una scala piffa pure, una pinna di picciuni. Bi, babba, ne esci fuori e vola qua. Olè, olè, olè. Che meraviglia, ecco, l'applauso ci sta, lo facciamo noi, lo facciamo perché è meritato l'applauso. Alfio, ma sto frescaletto, dico, mi fa danzare in qualche modo, mi fa sentire qualcosa di allegro. Di natura sempre parliamo, sì. Dico, sempre per stare collegati a quello che diceva Francesco, no? La tavola, la canna stagionata, quindi sì, forata 7 volte anteriormente, 2 posteriormente. Un tappo, diciamo che detta così è un po' semplice, in realtà non è poi così semplice costruirlo, però è quello che insomma rappresenta la sicilianità nel mondo, è quello che, come dicevamo poc'anzi, mi ha dato la fortuna di poter far ascoltare questo strumento a parecchi personaggi, ma anche soprattutto a parecchi amici. Che bello, ma ti vogliamo ascoltare anche in un breve ritornello, perché tra l'altro tu sei magico del frescaletto.
Che meraviglia, anche in questo caso, sono le nostre culture, sono i suoni che hanno accompagnato generazioni e generazioni. Forse ci siamo persi qualcosa, affacciandoci forse, dico in maniera esagerata, alla tecnologia, che attenzione ci ha aiutato, ha migliorato le nostre condizioni di vita, ma che ci ha purtroppo un attimo fatto tralasciare quello che erano le nostre origini che vogliamo riscoprire in modo importante. Assolutamente sì. Noi per esempio con la nostra musica iniziamo un viaggio musicale partendo proprio dalla Sicilia, dall'Etna, dalle nostre origini con le antiche nenie siciliane e iniziamo questo viaggio con questa ipotetica nave musicale attraverso tutto il bacino del Mediterraneo alla ricerca delle origini o del denominatore comune. La musica d'altronde è un linguaggio universale che non conosce barriere, non conosce catene, non conosce il colore della pelle, nel linguaggio diverso. E quindi noi attraverso appunto la musica esprimiamo i sentimenti, la tristezza, il dolore e la gioia di tutti i popoli, soprattutto il bacino del Mediterraneo che accomuna un po' tutti, per cui eseguiamo brani della tradizione ebraica, turca, greca, israeliana e il nostro viaggio termina in Irlanda. Termina momentaneamente, dove anticamente il professore Farinelli dell'Università di Palermo ha scoperto che c'è stata una grande migrazione di siciliani, un'importante comunità di siciliani emigrò in Irlanda, tant'è che il simbolo del celtico è il triskel, uguale alla trinacria, molto simile alla trinacria, e abbiamo tanto in comune. È un popolo diverso dagli inglesi, il popolo irlandese. Noi gli inglesi sono chiusi, loro sono i dominatori del mondo insieme ai francesi, Dio ce ne scansi e liberi, però gli irlandesi invece sono come noi, ospitali, allegri, sempre gioviali, sempre pronti ad aprire le porte di casa loro ed accoglierti in casa. E quindi con le ballate irlandesi riprendiamo un po' quello che è la tarantella siciliana, se vogliamo. Quindi ci sono tanti denominatori in comune che la musica permette di conoscere, di far conoscere. È come non avere anche all'interno di una tarantella il suono del marranzano. Questo strumento tipico che tra l'altro tu già hai portato, Alfio. Sì, diciamo che il marranzano a noi lo hanno portato gli arabi, ma è uno strumento che esiste in tutto il mondo. Addirittura in Vietnam ne hanno e nelle Filippine anche. Ne costruiscono uno tutto in bambù, cioè tutto con della canna, anche dalla struttura a quello che per noi è una struttura metallica con una forcina e con una lamella che va a vibrare. Loro hanno fatto il tutto ma con la canna. In realtà cosa succede? Che il marranzano non è difficile da suonare, può suonarlo chiunque. In realtà dice ma però mi hanno detto che forse ci possiamo tagliare. Calma, ci sono queste due forcine, queste vanno appoggiate nelle due arcate dentarie, ovviamente una superiore e una inferiore, non potrebbe essere diversamente. Quindi cosa fa? Appoggiandolo sui denti, la lamella spinta verso all'interno della bocca, tutto quello che è la cavità orale, funge da cassa armonica e riesce ad amplificare il suono. Difatti senza non potrebbe suonare. Quel suono che sentite muoversi non è la cassa armonica creata all'interno della laringe, sfruttando un po' l'aria. Vero è che se non tieni la lingua giù e la alzi, qualche piccolo incidente può avvenire. No, ti puoi tagliare la lingua. Per questo io ti consiglio di regalarlo a tua suocera. Sì, questo potrebbe servire. Infatti, scherzo. Per le suocere che ci stanno seguendo, ovviamente le suocere sono care a tutti noi, sappiamo bene. Ecco. Cosa intoneresti qui, Francesca? Cosa intoneresti? Un ritornello? Era l'aria la mezzita, ma la nuova di la sua vita, all'ario è chi la redida non ce n'è. Tutto lì, presa diretta. Tra l'altro il marranzano è chiamato anche scacciapensieri perché proprio in questo suono modulato crea uno stato di rilassatezza, di rilassamento, soprattutto appunto nei Filippini o in Thailandia, comunque dove praticamente lo costruiscono in bambù, lo utilizzano proprio come terapia, proprio per rilassarsi, tecniche di rilassamento con il marranzano.
Aggiungo a quello che diceva Francesca, è che i carrettieri utilizzavano lo strumento usando più che altro il passo del cavallo come percussione. E lì mettevano il marranzano. Scacciapensieri perché? Perché riuscivano a rilassarsi, a alleviare un po' quelle che erano le loro stanchezze, perché viaggiavano di giorno, di notte con i carretti. I carretti, ricordiamo che anticamente erano i mezzi, il corriere di oggi, non esistevano camion, mezzi di trasporto a tutti gli effetti, quindi effettuavano lunghi viaggi e non c'era sole, non c'era neve, non c'era acqua, dovevano uscire perché sennò a casa non si mangiava, e quindi avevano questo strumento dietro che semplice da suonare, proprio percuotendo un attimino sulla lamella e tirando fuori veramente un momento di musicalità che riusciva a staccarli un'ispirazione musicale. Quello che diceva Francesca, che la musica non ha confini e che veramente ha infinite sfaccettature. Io vi terrei qui, ragazzi, con una diretta infinita, ma purtroppo i tempi televisivi sono ristretti. Ma vogliamo chiudere con un brano accompagnando Francesca con Friscaletto in questo caso? Qualcosa, sceglietela insieme, tranquilla, vi lasciamo scegliere col nostro pubblico che ci segue da casa. Del resto lo accetteranno. Ci siamo conosciuti appena 10 minuti fa. Vero, è stata una coppiata che ho creato io. Ho creato io proprio quest'oggi intorno alle 13:30. Poi da lì tutto viene fuori in maniera spontanea. Ecco, cosa secondo te, con quale brano possiamo accompagnare Francesca? Ma non lo so, perché Francesca ha un repertorio così vasto e non lo so cosa potremmo fare lì qui su due piedi, Francesca. Scegliamo insieme qualcosa di allegro. Sì, così andiamo a chiudere questo segmento di programma. Cosa potremmo fare? A Luna Menso Mari è un brano. Balliamo. Vediamo. Boh. Noi vi ascoltiamo con immenso piacere. Vediamo che Alfio cosa Leocata, viene Francesca fuori. Laganà, ad Espressioni Popolari. Proviamo a fare abballati. Abballati. Femmineschetti e maritati, e se no abballati, buono non vi canta e non vi sono. Abballati, femmineschetti e maritati, e se no abballati, buono non vi canta e non vi sono. Quanti mascoli cacci su, O quanti mascoli, oggi diamo libero sfogo perché alle donne, che senza di loro fossimo pessi. Sante parole, anche perché se non diciamo così non possiamo tornare a casa, Alfio, Dai. Ben detto. Mi hai salvato. Mi fate una promessa? Ci rivediamo? Senz'altro. Magari sotto Natale? Sì, assolutamente. Quindi da qui a una settimana, 15 giorni al massimo. Sì. Il pubblico ne sarà sicuramente felice e soprattutto sarà lieto di poter essere rallegrato dalla vostra musica. Adesso è il momento invece, prima di salutare i nostri amici, di focalizzare anche un'arte meravigliosa, quella del cantastorie. C'è stata una mostra all'interno del museo, esattamente Museo della Biblioteca Comunale di Taormina, ma prima io saluto i nostri ospiti studio. Grazie in modo particolare alla nostra Francesca Laganà. Grazie. Quindi, promessa fatta, noi ti avremo qui all'interno di Espressioni Popolari. E ci risaremo. Grazie. Presto, grazie. Alfio Leocata, grazie anche per questa tua messa in scena di strumenti che appartengono alle nostre origini, ma soprattutto anche una tavola che è diventata uno strumento in piena musica. Diamo sfogo alle nostre pazzie musicali. No, io ringrazio te, ringrazio tutto lo staff per avermi dato anche il piacere di aver conosciuto Francesca. Ringrazio i miei colleghi che mi hanno permesso di essere qui, perché io a onor del vero adesso scappo al lavoro, quindi vorrei approfittarne per ringraziare il mio collega Fabrizio D'Andria, Francesco Zuccarelli, Michele Coppola e Gabriele De Paulis, e un bacio a mia figlia Margherita e a mia moglie Francesca che ci staranno guardando, e quindi mi sembra doveroso. Grazie ai colleghi, e con mia moglie e mia figlia ci vediamo stasera. Sì, proprio così, la famiglia è sempre importante, è sempre lì a seguire i nostri movimenti. Dietro un artista c'è sempre una famiglia, c'è sempre ci sono dei figli che attendono il ritorno di papà, nonostante sia una vita, lo possiamo anche dire, purtroppo un po' sacrificata, ma questo ci piace, del resto l'abbiamo scelto noi. Grazie di vero cuore.